La crisi è uno tsunami che travolge l'economia, ma ci sono alberi con radici solide e profonde. È una scoperta sorprendente. In un clima di depressione finanziaria, le cooperative non solo resistono e sopravvivono, ma sono addirittura più rigogliose. Certo, risentono delle difficoltà dell'economia, il credito, i costi della burocrazia, i tempi lunghi di pagamento degli enti pubblici. Ma tutto sommato l'occupazione è stabile e i patrimoni sono in crescita. A Vicenza si riunisce l'Assemblea regionale della Lega Cooperative del Veneto. Protagoniste cooperative attive in tutti i settori, dal commercio al sociale, dall'industria ai servizi. Ognuno porta la sua esperienza. Abbiamo portato qui esperienze grandi, piccole, diverse, di settori diversi. Per esempio abbiamo parlato di una cooperativa industriale nata 2 anni fa da un'impresa privata fallita con i lavoratori, gli operai di Vigo d'Arzale vicino a Padova, che si sono riuniti in cooperativa, hanno chiesto l'anticipo della mobilità, quindi non sono andati in mobilità ma hanno chiesto l'anticipo della mobilità, con questo hanno costituito il capitale sociale, quindi questo capitale sociale poi è stato integrato da altre cooperative del sistema che sono diventate socie e dai nostri fondi mutualistici, e oggi lì ci sono 14 posti di lavoro che sono stati salvati, un'azienda che produce circa 1,3 milioni, 1,4 milioni di fatturato con un patrimonio di circa 600 milioni, in un settore difficilissimo, che è quello dell'industria. Ed ecco uno dei protagonisti di questa avventura. Un impegno costante, perché la difficoltà grossa è passare da una mentalità di dipendenti, operai, a una mentalità di imprenditori, chiaramente. Perché quando torni a casa la sera uno ha fatto il suo e non ha niente più da preoccuparsi, invece ovviamente essendo coinvolti come responsabilità è chiaro che è diversa la mentalità, è diverso anche l'impegno. Nel Vicentino oggi ci sono 450 cooperative, un numero in aumento, un serbatoio di idee e di progetti portati da chi ha perso il lavoro, da giovani disoccupati e da chiunque abbia idee e voglia di sfidare la crisi. Come forma di impresa si adatta ai giovani o comunque a persone che possono partire con dei capitali più ridotti, anche se teniamo conto che è una forma di impresa, quindi richiede una mentalità imprenditoriale.